Buon pomeriggio, è lunedì 5 maggio, entriamo nel vivo delle stagioni per quanto riguarda i vari campionati. Alcuni sono già conclusi con i verdetti, altri aspettano chiaramente l'appendice post-season, e di post-season parleremo proprio a proposito di Catania, perché ieri è cominciata l'avventura nei playoff con la vittoria 3-2 sul Giuliano, quindi passaggio al secondo turno della fase a gironi. Ne parleremo fra non molto con Alessandro Vagliasindi, che vedo già collegato con noi, e a lui auguro chiaramente intanto il buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, se in regia sono pronti, abbiamo la possibilità di fare vedere cosa è successo in realtà nel girone meridionale. Questo dunque sono i risultati del primo playoff. Catania Giuliano 3-2, Benevento 1, Juventus Next Gen 5, Potenza Picerno 2-0. In virtù di questi risultati e poi chiaramente in base anche ai piazzamenti in classifica, gli accoppiamenti che vengono fuori per il prossimo turno sono i seguenti: Crotone Juventus Next Gen, Catania Potenza. Questa è dunque la situazione. Le partite sono in programma nella giornata di mercoledì. Vengo da te, Alessandro, poi faremo anche delle considerazioni chiaramente su quello che sarà il prossimo impegno del Catania e il fatto che il Catania sfidi il Potenza e non la Juventus Next Gen. Ma intanto la partita di ieri che cosa ha detto Alessandro? È un Catania in continuità rispetto a quello fatto vedere nell'ultimo scorcio di campionato, che fra l'altro ha trovato anche la vittoria in casa. Ultima era stata proprio con il Giuliano. Angelo, in qualche modo è un Catania diverso, perché è stata una serata da 3 gol, ma anche da tante altre situazioni offensive che potevano allargare il divario tra il Catania e il Giuliano. E in questa specifica valutazione il Catania non ci aveva abituato a serate di prolificità offensiva, quindi questo è sicuramente il dato più importante, che si collega a doppio filo con la decisività di Roberto Inglese. È il giocatore su cui si fondano tutte le speranze di avanzamento nel corso dei playoff dell'11 rosso-azzurro. Un giocatore nettamente superiore al livello della Serie C. Se sta bene fisicamente, penso che possa essere veramente il giocatore copertina di tutta questa manifestazione. Quello che invece è in controtendenza, ma in negativo, è il fatto che il Catania in casa ha subito 2 gol, era già successo anche contro l'Avellino, e questo aspetto chiaramente ti può andare bene tutto sommato contro la squadra, diciamo, non di primissima fascia come il Giuliano, può crearti molte più problematiche già mercoledì contro il Potenza, perché il livello del Potenza è certamente superiore a quello del Giuliano. L'abbiamo anche visto in occasione dell'ultimo confronto diretto a Potenza. La squadra di De Giorgio gioca un bel calcio, ma ha delle individualità più importanti di quelle del Giuliano, quindi bisogna aggiustare quel qualcosa che ancora non funziona e che evidenzia anche il modo in cui questa squadra ha subito gol ieri. 2 situazioni nate nella zona morta, cioè sulla 3/4 offensiva avversaria. Nel primo caso una conclusione diretta a rete che ha originato il gol di De Rosa, nell'altro caso una conclusione da fuori area respinta in maniera non perfetta da Dini, e il gol del 3-2. Quindi evidentemente lì, in quella zona del campo, ci sono da fare degli aggiustamenti e delle correzioni, perché nella versione iniziale la squadra ha fatto poi molta fatica in mezzo al campo, perché Quaini ha pagato il giallo immediato, Di Tacchio ha vissuto probabilmente la peggiore prestazione stagionale in maglia rossa-azzurra. Jimenez è rimasto un ibrido, perché non ha fatto né il centrocampista né il trequartista. Il segnale che è arrivato dopo i cambi all'intervallo con Dalmonte e Sturaro in campo è un segnale di
netta controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. Quindi è una squadra che deve cercare di essere ancora più compatta tra le linee, perché in alcune fasi della partita, con gli episodi che abbiamo citato prima, è come se la squadra si slegasse, non riuscisse a rispettare le giuste distanze dai reparti, concedendo queste situazioni alla squadra avversaria. Alessandro, volevo chiederti, visto che siamo ancora nell'analisi della partita, quanto è stata importante la presenza della VAR, perché ieri alcune decisioni potevano fare andare la partita, la gara in un'altra direzione, no? Allora l'intervento stavolta dell'occhio elettronico, delle telecamere, degli strumenti ha consentito in qualche modo di rimettere, diciamo, sulla giusta via alcune decisioni che magari non erano state prese in maniera contraria, ma perché non viste, diciamo, dall'occhio umano. Angelo, ti riporto la dichiarazione di Mimmo Toscano a fine partita in sala stampa. Con o senza VAR è un altro sport, ha detto il tecnico del Catania. Credo che ci sia qui in questa definizione la sintesi di quello che evidenziavi tu, anche perché il livello medio della categoria arbitrale in Serie C è, insomma, modesto, e anche ieri la sensazione è che il signor Ubaldi non abbia preso decisioni, per esempio in occasione del fallo di mano di Nepi sul gol annullato, perché sapeva di avere alle spalle la VAR, ma senza VAR secondo me ieri Ubaldi avrebbe commesso diversi gravi errori che avrebbero inficiato lo stesso risultato della partita. Quindi va bene il VAR assolutamente per tutti i play-off, i play-out, però dall'anno prossimo speriamo veramente che si concretizzi quello di cui si parla già da diverse settimane, cioè il cosiddetto VAR a chiamata, il light VAR, che consentirebbe a ciascuna squadra di avere 2 chiamate a partita, e con il beneficio di allungare questa serie di chiamate qualora le stesse chiamate siano poi favorevoli, nel senso corrette, da parte della squadra che ha effettuato il ricorso al VAR. Questa secondo me potrebbe essere la soluzione in un percorso di avvicinamento a un'uniformità con gli altri campionati professionistici italiani, quali la Serie A e la Serie B. Alessandro, in tema di playoff, se possiamo andare a rivedere il quadro dei risultati che abbiamo già visto, quelli maturati ieri, certamente sorprende la sconfitta del Benevento, la netta sconfitta del Benevento 5-1 in casa con la Juventus Next Gen, che è un pericolo, è una sorta di mina vagante in questo momento, una squadra che non ha nulla da perdere, una squadra che alla fine del campionato è arrivata nona, ma che ha fatto una grande rincorsa per uscire dalla zona retrocessione, dalla zona calda, e che è arrivata praticamente nella griglia dei play-off. È la vera insidia di questo segmento finale, almeno per il girone meridionale? Ma Angelo, è una squadra con delle individualità di alto spessore tecnico, ben allenata. Da quando Brambilla ha sostituito Montero ha cambiato letteralmente marcia, e soprattutto non ha la pressione dei pronostici, perché già il raggiungimento dei playoff è un obiettivo molto importante, e sicuramente procurerà grandi grattacapi al Crotone in occasione della partita di mercoledì. Possiamo dire che dall'esito della partita di Benevento sono arrivate, a mio avviso, 2 buone notizie per il Catania. La prima è che al Massimino mercoledì non arriva il Benevento. La seconda è che la Juventus Next Gen non incrocerà la strada del Catania, perché andrà a giocare a Crotone. E quindi diciamo che la vittoria della Juve non è stata, a mio avviso, assolutamente a sorpresa, però certo in quelle proporzioni nessuno avrebbe potuto immaginarla, forse anche agevolata dall'espulsione precoce del capitano e difensore
del Benevento, Berra, che ha reso il compito della Juventus molto più semplice. Sentiamo adesso le parole, un breve commento di mister Toscano nel post gara e poi torniamo a parlare chiaramente della gara di ieri con il top del match e torneremo ancora sull'argomento playoff, sulla partita di mercoledì. L'aspetto mentale è fondamentale perché l'inerzia della partita può portare dei vantaggi mentali all'avversario, come poteva essere l'1-1. Invece la squadra è entrata in secondo tempo consapevole di voler portare a casa la qualificazione, ha iniziato a alzare il baricentro di nuovo come i primi 25 minuti. Siamo ritornati alla vittoria perché era una cosa importante. Avevo detto che dovevamo passare il turno vincendo, perché il fatto di non aver vinto per tanto tempo in casa poteva diventare qualcosa di fastidioso, invece oggi abbiamo tolto anche questa cosa dalla testa per il proseguo. Possiamo fare meglio perché anche dopo il vantaggio come a Potenza abbiamo cercato di gestire, non siamo capaci di gestire, se vogliamo arrivare fino in fondo dobbiamo migliorare questo pezzettino che ci manca. Allora, questo pezzettino che ci manca per Toscano significa sapere anche andare in controllo della partita, perché il Catania non riesce a fare questo. Sì, è proprio il tema d'apertura del nostro collegamento, la capacità di riempire quegli spazi che improvvisamente si aprono per le squadre avversarie attraverso una gestione lucida e corretta del palleggio, perché la sensazione è che il Catania a volte sia troppo precipitoso, perché anziché fare un possesso palla, un fraseggio con tanti uomini tecnicamente bravi in grado di poterlo fare, cerca subito la soluzione estemporanea. Invece ci sono fasi della partita, proprio quelle che abbiamo preso in esame sia contro il Giuliano ieri ma anche nella partita di Potenza, l'ultima di campionato, in cui questa squadra non riesce a sopperire a quelle che sono delle pressioni della squadra avversaria in certi momenti della partita proprio con il palleggio. Anziché andare a schiacciarsi, a portare gli esterni d'attacco sulla linea dei nostri terzini, invece attraverso appunto un fraseggio, un palleggio ottimale potrebbe superare meglio queste fasi e soprattutto fare stancare di più gli avversari. Perché se tu palleggi bene, riesci a fare trame di 8, 9, 10 passaggi, fai correre a vuoto gli avversari, inevitabilmente li sfianchi e gli fai perdere brillantezza e lucidità. Per chiudere con la partita di ieri andiamo a vedere il top del match. Sì, abbiamo dato il premio del top del match a Mario Ierardi, perché il gol in quel momento della partita è stato l'episodio che ha definitivamente fatto girare il match dalla parte del Catania. Il Catania 3 minuti prima del gol di Ierardi aveva corso un rischio enorme con il retropassaggio di Di Tacchio e Dini costretto a uscire sui piedi di Nepi, che avrebbe potuto realizzare il gol del 2-1 per il Giuliano. Questo scampato pericolo ha fatto poi il paio con l'azione prepotente, caparbia di Mario Ierardi, che nella falcata verso la porta di Russo mi ha ricordato l'incedere di Gennaro Monaco. Ecco, ho visto una similitudine proprio nell'incedere, nella forza, nella cattiveria agonistica di Mario Ierardi rispetto a quelle che erano delle azioni tipiche del repertorio di alcuni anni fa, appunto, di Gennaro Monaco in rosso-azzurro. Alessandro, andiamo a chiudere almeno per questo appuntamento del pomeriggio con anteprima corner, poi ricordiamo stasera 20:45 corner, versione estesa, tutto dedicato al Catania, approfondimenti e analisi con molte grafiche che proporremo ai nostri amici telespettatori. Per chiudere vorrei tornare proprio ai playoff, si torna subito in campo mercoledì. Sì. Esatto, e sarà questo il leitmotiv di tutta questa appendice post-season. Si giocherà sempre di domenica e di mercoledì consecutivamente fino a quello che è l'epilogo previsto il 7 giugno con la finale di ritorno che assegnerà la promozione in Serie B. Mercoledì al Massimino
sempre alle ore 20, ancora non c'è la comunicazione ufficiale da parte della Lega, ma vi possiamo dire già che Catania Potenza si giocherà alle 20 mercoledì. I prezzi dei biglietti saranno gli stessi della partita col Giuliano, e possiamo dire anche, ma poi lo approfondiremo stasera il tema, che Alessandro Zarbano è rimasto a Catania dopo aver assistito ieri al Massimino alla partita, è rimasto a Catania, è in sede, sta già lavorando in tandem con Vincenzo Grella e con Daniele Faggiano alla progetto che ovviamente è nell'immediato quello di arrivare il più lontano possibile in chiave playoff, ma anche porre le basi su un progetto che riguarda il club con dei passaggi molto importanti che stanno maturando, di cui abbiamo già parlato più volte per quanto riguarda Torre del Grifo, ma anche per quella che è la professionalità che Alessandro Zarbano può portare alla causa del Catania. Parliamo di un dirigente di riconosciuto valore che ha lavorato per tanti e tanti anni nel Genoa, vanta 15 stagioni in Serie A con il Genoa, dove ha fatto l'amministratore delegato, quindi un profilo molto molto importante che viene a dare il suo contributo al Catania. Ha firmato o firmerà, comunque non è questo il problema, Zarbano sarà il nuovo direttore generale del Catania, firmerà un biennale, e quindi anche questo, ripeto, è un passaggio importante per quanto riguarda l'extracampo. Ma stasera nel corso di Corner approfondiremo anche questo importante tema con altre notazioni, altre indicazioni appunto sul nuovo direttore generale del Catania. Grazie allora Alessandro, ci fermiamo qui per quanto riguarda le notizie che riguardano il Catania. Noi ci ritroviamo 20:45 con Corner e a più tardi allora. Bene, da Catania andiamo a Palermo, perché in casa Palermo si torna di nuovo a respirare aria di crisi, un Palermo che di fatto non riesce a scrollarsi di dosso le difficoltà che in qualche modo arrivano anche improvvise in alcune partite. È un Palermo che perde spesso in casa, alle volte si riscatta fuori, ma ieri ha fatto un altro passo falso, il doppio a distanza di qualche giorno, andando a perdere anche con il Cesena, che è una rivale, una diretta concorrente, diciamo così, per quella che è poi la zona playoff, la griglia dei playoff. C'è il nostro Marco Gullà già collegato, lo vedo. Buon pomeriggio Marco. Che succede a questa squadra? Dionisi ieri, magari dopo lo sentiremo, è sembrato molto arrabbiato, ma è arrabbiato con la squadra o forse è arrabbiato anche con se stesso? Dionisi ha fatto delle dichiarazioni in politichese, poi lo sentiremo. Lui ha detto che la prestazione è stata importante, che il Palermo avrebbe meritato sicuramente un risultato positivo, ma è un po' come quei politici, quei partiti che prendono il 3%, insomma, e provano sempre a vedere il lato positivo. Così non è stato, perché ieri il Palermo, soprattutto nella ripresa, è stata una squadra deludente, remissiva, molle. Non che il Cesena abbia fatto la partita della vita, attenzione, ma sicuramente ci ha provato, ha giocato sicuramente con più carattere rispetto a un Palermo che ha approcciato bene la gara, ha anche pareggiato il gol iniziale del gol al 37esimo del Cesena, ha pareggiato il match con Pierozzi, poi però la rete di Saric ha praticamente gettato nello sconforto una squadra che probabilmente qualche problema anche nella mentalità ce l'ha, perché è una squadra che subisce rimonte, una squadra che poi alla prima difficoltà spesso si abbatte, e quindi Dionisi non può assolutamente dichiarare determinate cose, perché i giornalisti comunque, al di là del fatto che non abbiano mai giocato a calcio come me, del resto comunque qualche partita l'hanno vista, i tifosi idem, quindi è chiaro, è la palissiano che questa squadra i problemi ce li ha strutturali, ma soprattutto anche per quanto concerne la guida tecnica, perché probabilmente Dionisi ha un po' perso la bussola e soprattutto ha perso anche parte della squadra, che magari non segue più i suoi dettami tattici e tecnici. Poc'anzi vedevamo la classifica
diciamo che è preoccupante, perché Palermo ha un solo punto di vantaggio proprio sul Cesena, che è nono, e quindi un eventuale altro passo falso potrebbe insomma consentire al Cesena, ma anche alle altre squadre, di sorpassare il Palermo. E quindi ancora, tra l'altro, i playoff non sono assolutamente matematicamente conquistati, ci saranno 180 minuti ancora da qui fino alla fine del campionato, della regular season. Il Palermo giocherà contro il Frosinone, poi giocherà contro la Carrarese, entrambe gare in casa. Staremo a vedere se i rosanero riusciranno a tagliare quantomeno il traguardo minimo, quello del piazzamento playoff. Sentiamo le parole di Dionisi. Chi pensava che fossimo già dentro ai playoff si deve ricredere, perché ce lo dobbiamo sudare. Quello che abbiamo fatto ci è servito per sbagliare ora, perché avevamo fatto delle partite ottime con risultati positivi. Purtroppo ci siamo giocati già i jolly che non ci dovevamo giocare per migliorare la nostra classifica. Ora dobbiamo lavorare per stare dentro e lo dobbiamo fare tutti insieme. Partita difficile, Frosinone è una squadra che sta facendo bene, lotta per il suo obiettivo, noi dobbiamo lottare per il nostro, non c'è un obiettivo meno importante, il loro è importante, il nostro è molto importante, ci siamo complicati un po' la strada nelle ultime partite e quindi dobbiamo giocare per ottenere il massimo, perché oggi non ci siamo riusciti. Allora, le parole di Dionisi le abbiamo risentite, tu in qualche modo avevi fatto già la sintesi. La prossima partita non è semplice, perché arriva un avversario che comunque tradizionalmente, diciamo, con il Palermo ha sempre fatto delle belle grandi prestazioni e comunque sempre delle prestazioni spigolose, ecco, utilizzerei questo termine, spigolose. Sì, Angelo, un termine assolutamente pertinente per la caratura di questa squadra, il Frosinone, che tra l'altro ha un rapporto abbastanza insidioso con il Palermo per via di quella famosa finale playoff con i palloni in campo. Però il Frosinone, al di là di queste insidie, è una squadra che deve salvarsi, Angelo, perché ha soltanto un punto in più rispetto alla zona play-out e credo 2 sulla zona proprio retrocessione diretta, quindi insomma servono punti per il Frosinone per evitare una retrocessione che sarebbe clamorosa. Ricordiamo che il Frosinone l'anno scorso era salvo praticamente, se andiamo a combaciare i 2 periodi il Frosinone era salvo in Serie A, figuriamoci adesso che sta addirittura rischiando la Serie B, la Serie C, quindi è una squadra che deve venire al Barbera per fare necessariamente punti. E il Palermo in questo momento è una squadra che va a corrente alternata, ha dei blackout improvvisi, è una squadra che soprattutto adesso non riesce a segnare come aveva fatto invece prima del match con il Sud Tirol, con i gol a Catanzaro. Anche poi Ampalo sembra attraversare un momento un po' di opacità, ieri ha sbagliato un calcio di rigore, ha tirato poco in porta, anche insomma il bomber indiscusso poi Ampalo sta attraversando una fase di defiance, quindi è una partita abbastanza difficile e ripeto, è una gara fondamentale, perché se non dovessero arrivare i 3 punti il Palermo seriamente rischierebbe di poter essere tagliato fuori dai playoff. In questo momento è settimo, giocherebbe fuori casa contro la sesta, contro il Catanzaro, quindi anche questa è una partita abbastanza impegnativa, perché sappiamo benissimo come per il Catania in questo caso Palermo deve andare a vincere fuori casa a Catanzaro per passare il turno. Ecco perché sarebbe davvero vitale che il Palermo raggiungesse il 6° posto, avrebbe la possibilità di giocare quantomeno il primo match in casa, però insomma il trend dei risultati è assolutamente in direzione opposta a quello che in questo momento invece pensa Dionisi, che parla di prestazione, parla di squadra positiva. Bene, grazie allora Marco, ci racconterai certamente dell'avvicinamento del Palermo alla prossima sfida, perché sappiamo che il calendario è piuttosto compresso già in questi primissimi giorni di... Venerdì sera si gioca e poi martedì. Quindi praticamente si gioca a distanza davvero di pochi giorni una partita dall'altra. Grazie ancora, buon lavoro, ci racconterai nel corso dei telegiornali come vanno le cose in casa Palermo. Adesso facciamo una breve sosta, poi torniamo con il Messina che sta preparando i play-out, la gara di play-out con il Foggia. Con noi ci sarà Francesco Triolo. Torniamo insieme ad Anteprima Corner, adesso andiamo invece da Francesco Triolo. Buon pomeriggio Francesco.
Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Lasciami salutare, fra un attimo vengo da te, il direttore generale del Siracusa. Buon pomeriggio ad Alessandro Guglielmino. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Capiamo che c'è tanta stanchezza dopo i festeggiamenti, adesso sì, andremo sì. a parlare anche dei festeggiamenti, ma intanto c'è una Serie C per chi l'ha conquistata, c'è invece il Siracusa, c'è una Serie C invece da preservare, da garantire in casa Messina con Francesco Triolo. Ci si avvicina a questa sfida, doppia sfida con il Foggia. Qual è l'umore, qual è l'ambiente, come ci si appresta a questa partita? Fra poco toccheremo anche le vicende societarie, ma intanto dimmi cosa succede sul campo. Angelo, hai detto prima un termine da conquistare, anche il Messina deve conquistare la Serie C, perché parlavate di partite fondamentali, quella di sabato contro il Foggia alle 15 al Francoscoglio sarà una partita fondamentale. Il Messina la sta vivendo con grande attesa, tutta la città, sono 3.500 in questo momento i biglietti venduti in prevendita su una capienza di 6.900 dello stadio omologata. Non c'è la possibilità, i tempi sono troppo ristretti per chiedere un ampliamento della disponibilità di biglietti, e quindi si andrà su quei numeri, però c'è la corsa al biglietto. Fondamentale la partita contro il Foggia d'andata, perché il Messina, che ha la classifica peggiore rispetto ai pugliesi, deve necessariamente vincere una gara, e quindi è chiaro che la partita d'andata può indirizzare il doppio scontro che vale la Serie C, perché magari sai, trovarsi in una Serie C tanto siciliana con Siracusa, Catania, Trapani, speriamo anche il Messina, sarebbe bello per tutti. Quindi tanta attesa, è una squadra che sta bene, lo ha dimostrato il finale di campionato. È chiaro che non sarà lo stesso Foggia che il Messina ha affrontato alla penultima giornata, vincendo allo Zaccheria, ha cambiato allenatore, non c'è più Zauri, c'è Gentile, il Messina anche ha cambiato allenatore nelle ultime giornate con l'arrivo di Gatto. Ci sono un paio di giocatori che non stanno benissimo, Ghiampri per un problema muscolare, Petrucci ha rimediato alla rottura del setto nasale durante un allenamento, da valutare anche le condizioni di via, però sono questi i giorni fondamentali, tutti vogliono esserci, e quindi a meno che non siano proprio indisponibili proprio per necessità, faranno di tutto per esserci. Saranno fondamentali gli ultimi giorni in vista della partita per decidere anche un po' la formazione. L'entusiasmo a Messina c'è, Angelo, inutile negarlo, perché la corsa al biglietto rispetto alle altre partite è davvero palpabile. Sì, Francesco, però ti chiedo, entusiasmo della gente, dei tifosi, entusiasmo della squadra, con chi si rapporta questa squadra? Sappiamo che la crisi societaria è profonda, che cosa sta succedendo? Ci sono delle novità? No, novità non ce ne sono, tranne che il Messina è stato deferito oggi, ma era ampiamente prevedibile, insieme a Foggia, Lucchese, Triestina, per i mancati adempimenti del 16 aprile. Quindi arriverà una penalizzazione da scontare il principio campionato di competenza, ma in questo momento è un po' più la parte operativa, dal direttore sportivo, il segretario, quelli che stanno cercando di tenere a galla la stagione. C'è il sindaco che si confronta, incontra anche i dirigenti per cercare di avviare anche a dare un possibile futuro a questa società, ma tutto naturalmente dipende anche dalla categoria. È inutile negare che dal punto di vista societario, Angelo, c'è grande preoccupazione, perché il risultato sportivo rischia poi di essere vanificato dopo, se in tempi brevissimi, considerati anche i termini per la presentazione delle iscrizioni, non venissero rispettati. E in questo momento c'è un vuoto societario, un vuoto proprio decisionale, davvero decisivo, diciamo, importantissimo, perché il shot è al 20%, la AD investe che all'80%, ha dato mandato al sindaco a cedere la società ad €1, si è avvicinato un imprenditore, pare che ci sia qualche altro interesse, ma tutto dipende naturalmente da quel che sarà sul campo. Un conto è acquisire una società pur indebitata in Serie C, un conto è acquisire una società indebitata in Serie D.
ne passa Certo. di strada. È completamente diverso. Francesco, magari ci risentiamo nel corso dei telegiornali, ci aggiornerai tu, ci aggiornerà anche il collega Colosi di quello che succede a Messina in vista della sfida di andata proprio con il Foggia di sabato. Grazie ancora, buon lavoro a te. Grazie a voi, complimenti al Siracusa, complimenti al direttore. E allora andiamo proprio dal direttore del Siracusa, da Alessandro Guglielmino. Adesso vedremo anche delle immagini, quelle sul campo, quelle che hanno sancito poi i momenti conclusivi, la grande felicità, l'esplosione di gioia di un gruppo. Questo siamo proprio alla fase finale almeno per quello che è il nostro montaggio. Qui c'è il gol, poi a seguire ci saranno anche i festeggiamenti. È stata una cavalcata lunga e anche difficile, direi io, perché dall'altra parte c'era un avversario caparbio che vi ha dato poco spazio, pochi margini di manovra. Voi avete vinto contro l'Igea, avete messo la parola fine, diciamo, a questa rincorsa alla Serie C, una Serie C che mancava da 6 anni. Sì, è stata una cavalcata molto avvincente perché non siamo partiti da soli all'inizio per vincere il campionato, c'era la Regina, c'era anche la Scafatese, la Vibonese, c'erano società attrezzate per vincere il campionato. Noi venivamo già da un percorso dall'anno scorso che avevamo cominciato in maniera importante e volevamo proseguire quest'anno per arrivare in Serie C prima possibile. Il nostro presidente lo aveva promesso alla città in 3 anni e ci siamo riusciti in 2. Quindi credo che quest'anno il Siracusa ha fatto un grandissimo lavoro, è stato un campionato molto avvincente, duro, soprattutto quando ci sono stati tolti 3 punti con l'Akragas. Avevamo il fiato sul collo della Regina che vinceva tutte le partite come noi, quindi non è stato semplice, ma credo che ad oggi il Siracusa abbia strameritato la vittoria del campionato per il percorso fatto e siamo molto felici di aver gioito e soprattutto donato una giornata ai nostri tifosi, quella di ieri, che è stata straordinaria, Stiamo emozionante. vedendo le immagini per l'appunto dei festeggiamenti con la squadra che attraversa la città di Siracusa. C'è stato grandi, chiaramente, fuochi d'artificio, è stato un momento in cui avete capito che veramente eravate sulla strada giusta nonostante la presenza della Regina, cioè quando si è veramente cementificato questo gruppo che non aveva paura di niente, di nessun avversario? Guardi, noi avevamo la certezza che stavamo facendo qualcosa di importante, perché il nostro mister Marco Turati, a cui faccio grandissimi complimenti perché ha fatto un lavoro incredibile, sapevamo di avere un gruppo forte e soprattutto siamo rimasti molto coesi dopo la vicenda dell'Akragas. Abbiamo ricevuto un coinvolgimento e un affetto totale da parte di tutta la città, che ci ha dato una forza tale da renderci invincibili, e questo è quello che abbiamo fatto fino a ieri. E le immagini che abbiamo visto prima testimoniano proprio come effettivamente a Siracusa c'era tanta voglia di festeggiare, di far esplodere la gioia. C'è stato il divieto di trasferta per i tifosi che non hanno potuto seguire la squadra proprio a Barcellona per la sfida con l'Igea Virtus. Che impatto c'è stato quando avete visto che cosa vi aspettava all'arrivo in città? Guardi, ieri abbiamo vissuto una giornata abbastanza intensa perché avevamo live tutte le immagini dai grandi schermi che erano allestiti allo Stadio De Simone, dove il nostro presidente è stato bravissimo ad allestire tutto questo per la città. Quindi sapevamo che c'era una folla oceanica che ci aspettava e quando siamo arrivati a Siracusa è stato davvero molto molto emozionante, perché vedere non solo i tifosi del Siracusa ma tutta la città, famiglie, bambini, anziani, gioire in questo modo per noi ieri è stata davvero una giornata impagabile. Guglielmino, prima di salutarci non posso non chiederle che
che programmi ci sono, perché è il momento. Adesso sì, si festeggia, si smaltisce, diciamo, la gioia, però bisogna mettersi subito al lavoro, perché la prossima stagione c'è da difendere la Serie C, e la Serie C è decisamente più impegnativa rispetto al campionato di Serie D, che certamente voi avete vinto con grande merito e contro avversari importanti, però arrivati tra i professionisti ci saranno squadre che sono già attrezzate, già pronte per la categoria, e quindi voi dovrete in qualche modo trovarvi al loro livello. Sì, vabbè, giochiamo solamente oggi perché abbiamo saputo da poco che già domenica giocheremo la Scudetto a Casarano, quindi i nostri festeggiamenti finiranno al massimo domani. Quindi intanto pensiamo a giocare al massimo questa Scudetto, perché il nostro presidente ci tiene tantissimo. Dopodiché ci fermeremo e programmeremo il futuro, sicuramente molto ambizioso, perché il nostro presidente è un presidente molto ambizioso, e quindi ci faremo trovare impreparati, questo è sicuro. Bene, già, insomma, le parole sono abbastanza confortanti per i sostenitori del Siracusa. In bocca al lupo per la pool Scudetto, ma in bocca al lupo anche per quello che farete per la prossima stagione. Grazie per essere stato con noi, e intanto Grazie. complimenti ancora per la promozione in Serie C al direttore generale del Siracusa, Alessandro Guglielmino. Fatemi ringraziare anche il collega Massimo Leotta, che ci ha consentito per l'appunto questo collegamento con Siracusa. Ancora grazie per essere stati con noi ad Anteprima Grazie Corner. a voi. Grazie ancora. Grazie Ci fermiamo a voi. qui. Un saluto. L'appuntamento, una buona serata. L'appuntamento è per le 20:45 con Corner. Un'ora e mezza parleremo e affronteremo ancora l'esordio nei playoff del Catania contro il Giuliano, il passaggio del turno, la prossima sfida, quella di mercoledì sera al Massimino contro il Potenza, e cercheremo ancora di capire altre cose. Torre del Grifo, il direttore generale nuovo del Catania, tanto altro. Questa sera 20:45, grazie ancora per averci seguito, ci ritroviamo su Telecolor. A tutti buon pomeriggio.